Le spiagge sono state risanate eliminando da 1 chilometro di litorali, a ponente e a levante della foce del Lerone, tutti i crostoni di cromo accumulati sino al 2003 da cent'anni di pesantissimo inquinamento dall'ex Stoppani. E mentre procedono gli interventi di decontaminazione nell'area della vecchia fabbrica chimica, in attesa che il Tribunale fallimentare di Milano si pronunci in autunno sul risarcimento del danno ambientale, dopo la sentenza della Cassazione che ha sancito per queste aree il principio chi inquina paga delle normative europee, la struttura commissariale per l'emergenza nazionale ex Stoppani controlla anche lo stato di salute del mare e lo fa utilizzando i mitili come laboratori viventi. Fase preparatoria prima di cominciare l'immersione di queste sacche dei mitili. Adesso cosa sta succedendo? Dunque, in questo momento ci troviamo a bordo dell'imbarcazione che poi ci porterà sul sito di stabulazione dei mitili. È un programma di monitoraggio dell'ambiente marino costiero che utilizza dei bioindicatori. E i muscoli, le cozze, i mitili, insomma nelle due specie Mytilus edulis o gallo-provinciali sono proprio delle perfette macchine, degli efficienti mini laboratori che sono in grado di seguire nel tempo l'andamento della concentrazione di elementi di origine antropica o naturale che si trovano nell'ambiente marino. Sono 3 i punti dove verranno collocati. Sì, in questa zona verranno collocati in 3 punti e ce n'è un quarto cosiddetto di bianco, cioè di riferimento, in una zona che si presume non essere impattata e quindi fa da confronto, diciamo, fa da riferimento, che è la zona di Punta Chiappa Portofino. Invece qui nella zona di Cogoleto, nel tratto costiero antistante il torrente Lerone, si va a verificare qual è la situazione di alcuni elementi quali metalli pesanti, quali idrocarburi, che hanno la capacità di alterare, di essere sia cancerogeni sia mutageni e di accumularsi in questi organismi filtratori. I biomonitoraggi sono importantissimi per tutti, anche per chi sul mare lavora ogni giorno, come i pescatori. Giuliano Zanchini, una vita in acqua, prima come sommozzatore e poi al timone della sua bonaccia per gettare le reti, di posta e non a strascico ci tiene a dire, pesca naselli, sgombri, triglie, acciughe, sardine e sugarelli tra Vesima e Cogoleto. E per lui la situazione di queste acque è molto migliorata. Ora la situazione della pesca com'è? No, ora è abbastanza tranquilla, diciamo, anche la qualità dell'acqua sembra più è pulita, l'acqua è pulita, quindi ci sono stati dei miglioramenti rispetto al passato. Le condotte fognarie sono state portate a profondità maggiori, ora diciamo, sono tutte a 50 metri di profondità, i scarichi, diciamo, arrivano, non ce ne sono. Le petroliere non si vedono più da quando è successo il disastro dell'Ave, quindi ci sono meno fattori di rischio, secondo me. Ora siamo pronti per salpare. Siamo arrivati di fronte alla foce del Lerone dove viene posizionata un'altra di queste gabbie di mitili dopo la prima messa a ponente. Con che procedura viene installata e quanto durerà la sua immersione in mare? Questo sistema prevede che ci siano, come dicevamo prima, 3 punti in prossimità della foce del Lerone. Quindi l'operazione prevede di calare un corpo morto in mare, cioè una zavorra, un peso che, diciamo, fissa il sistema di cime, cordami, gabbia con i mitili in stabulazione e un piccolo corpo di sollevamento, una boetta, diciamo, che mantiene tutto il sistema sospeso nell'acqua. In questo modo i mitili, le gabbiette di mitili, le ceste di mitili si trovano a lavorare a una certa distanza dal fondo e dalla superficie e si trovano a avere a disposizione la corrente d'acqua che gli porta quindi sia le sostanze nutritive sia l'ossigeno che naturalmente devono utilizzare e eventualmente
quei contaminanti, quegli elementi chimici in traccia, speriamo, che si trovano in questa zona. E ora vediamo in ogni dettaglio come si svolge il biomonitoraggio. Allora, caliamo prima il corpo morto, che quindi va su un fondale di circa 5,5 metri, 6 metri. A seguire c'è la gabbietta con i mitili, che viene tenuta poi sollevata dal fondo dalla boetta. Il tutto viene posizionato su tutto il sistema, viene posizionato poi un segnale che consente poi di ritornare sul punto dopo le circa 4 settimane, 28 giorni standard che sono stati adottati per questo tipo di stabulazione, e consente di tornare sul punto e recuperare la resta. Naturalmente vengono fatti anche dei controllini periodici, tanto per verificare che la resta sia effettivamente ancora in mare, un'eventuale mareggiata non abbia spostato tutto il sistema, o che per qualche motivo ci sia stata una deriva della gabbia di mitili. Questo tratto di mare ha subito per un secolo l'inquinamento dell'ex fabbrica del cromo e 22 anni fa anche il disastro della petroliera Haven. Per questo la struttura commissariale per l'emergenza nazionale ex Toppani controlla regolarmente le acque attraverso i mitili, con un pool tecnico-scientifico di cui fanno parte ARPAL, IST, Osservatorio Ligure per la pesca e l'ambiente e Università di Alessandria. All'Università di Alessandria con il professor Viarengo lavorerà sulla contaminazione da idrocarburi di varia natura, di varie complessità, mentre l'IST lavorerà invece sulla parte che riguarda i metalli pesanti e le loro proprietà mutagene e cancerogene, che i mitili sono in grado poi di andare a rivelare.